Allora io, come dire, vivo quasi un doppio ruolo, nel senso che io ho fatto il dirigente dei servizi, ho fatto il vice direttore generale, il direttore area servizi sociali fino ad agosto di quest'anno. Dal 1° di settembre sostanzialmente mi sono dimessa e sono diventata, sono stata nominata da sindaco assessore ai servizi sociali e al personale e all'istruzione, quindi come dire ho anche un po' il taglio tecnico e come dire quando approccio questi temi mi vengono anche in mente soprattutto i problemi oltre che le possibilità di questo favoloso strumento di coprogettazione. Allora io penso che l'arma fondamentale voi l'avete già tra virgolette nucleata all'interno di questo seminario, che è quello e che anche Marta ha come dire confermato, Erika, oltre al centro servizi per il volontariato e anche i sociologi e gli avvocati, ed è la formazione. La formazione e la condivisione, non soltanto all'interno dei grandi comuni, ma anche all'interno dei piccoli comuni. Allora, io sono tra l'altro presidente del comitato dei sindaci dei distretti 1 e 2 della nostra ULSS e sostanzialmente con diciamo la conferenza dei sindaci abbiamo una grandissima opportunità di divulgare questo strumento di coprogettazione anche ai piccoli comuni, quindi l'arma della formazione, secondo me, della diffusione della conoscenza dovrà essere fondamentale. Poi come comune capoluogo noi siamo anche capofila di molti progetti PON nei confronti sia della regione che del ministero per l'ambito appunto dei distretti 1 e 2, quindi siamo a capo di circa 37 comuni. E abbiamo quindi utilizzato già lo strumento della coprogettazione per individuare sostanzialmente la progettazione che poi abbiamo presentato al Ministero per la realizzazione del PON. Ma al di là di questo, io, come dire, i comuni hanno, come dire, sentito l'esigenza di coprogettare ancora prima che fosse nucleato dalla norma e che fosse sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale e dai pronunciamenti del Consiglio di Stato, nel senso che già io ricordo 15 anni fa con le precedenti amministrazioni, quando abbiamo iniziato a ragionare di Alzheimer e ancora la Regione Veneto non aveva un progetto sull'Alzheimer, non c'erano servizi sull'Alzheimer, però come dire già l'Alzheimer era presente, le famiglie erano in ginocchio e veniva tra virgolette, non c'erano posti nelle case di riposo perché le case di riposo non accettavano i pazienti con tra virgolette questa patologia perché non riuscivano a gestirli assieme agli altri pazienti, agli altri ospiti. Quindi abbiamo iniziato grazie ai contributi della Fondazione Cari Verona. Io devo dire che sono veramente grata alla fondazione della nostra città perché ci ha permesso di sperimentare sostanzialmente modalità di affidamento dei servizi al di fuori del codice dei contratti e al di fuori delle norme delle gare, e quindi siamo riusciti a denucleare una serie di servizi. La fondazione fece un investimento importante, parliamo di 4 milioni e mezzo di euro circa, e quindi per creare all'interno della città di Verona un sistema sull'Alzheimer, un insieme di servizi destinati all'Alzheimer che dalle centri diurni, vi ricordo che non c'erano ancora neanche le quote sanitarie sui centri diurni Alzheimer e non c'erano proprio le quote sanitarie sui centri diurni quando siamo partiti, quindi erano totalmente a carico dell'utente, quindi in questo caso se ne è fatto carico la fondazione, alle rette differenziate per gli ospiti che avevano l'Alzheimer e abbiamo coinvolto tutte le associazioni del terzo settore che erano attive nel campo per dare un aiuto alle famiglie e sostenerli in questo percorso difficile. Solo dopo qualche anno la Regione Veneto si è data una legge sull'Alzheimer ed è stato messo a sistema tutto, tra virgolette, è stato messo a sistema l'impianto e la serie di servizi sull'Alzheimer. Venendo ad oggi, l'ambito in cui noi abbiamo maggiormente sperimentato la sussidiarietà riguarda, forse la Maria che l'ha forse gestita direttamente con il dirigente, se ne ricorda, è l'ambito dei beni comuni. Ecco, quindi lì noi abbiamo, come dire, la fortuna di avere un dirigente che è un po' visionario e quindi è iniziato, e quando è iniziato lui, francamente anche noi colleghi, allora era un collega, insomma pensavo che fosse un po' tanto avanti, però vedo che sta dando frutti, nel senso che quei beni abbandonati sono stati dati ad associazioni sempre rispettando i principi della pubblicità. Bisogna stare attenti perché, come dire, qualcuno pensa che la coprogettazione sia assolutamente avulsa da qualsiasi regola, mentre invece, come l'avvocato Chester ha ben precisato e come
l'articolo 55 del codice prevede, i principi di pubblicità, trasparenza, selezione devono essere assolutamente utilizzati. Quello che cambia è il rapporto con il terzo settore sostanzialmente che realizza l'intervento. Quindi si parte dal noi avevamo dei beni, penso l'ultimo che ho fatto io, ne avrà fatto decine il mio collega, ma l'ultimo a cui ho preso parte direttamente come dirigente era sostanzialmente il bando di un'area vilare che è stato dato, che era attiguo ad una scuola dell'infanzia e veniva utilizzato solo come area agricola. Poi il comitato dei genitori della scuola dell'infanzia Villare ha presentato un progetto, noi abbiamo pubblicato un bando e a questo bando sostanzialmente hanno aderito, hanno aderito anche altre associazioni, tra cui anche un'azienda agricola, e quindi il comitato dei genitori, l'azienda agricola e altri soggetti sostanzialmente hanno preso in carico un'area importante della nostra città e anche preziosa da certi punti di vista e che era in uno stato di quasi abbandono, per dare una risposta e creare sostanzialmente una sorta di fattoria didattica non solo al servizio della scuola ma della città, e con un'assunzione di responsabilità da parte ovviamente della pubblica amministrazione, quindi del comune in questo caso, ma anche del soggetto gestore del comitato e dell'azienda agricola che sono fatti carico diciamo della gestione, stanno realizzando la gestione dell'area con grande entusiasmo. Altro campo in cui abbiamo sperimentato bene la coprogettazione e la coprogrammazione è stato il RIA, sostanzialmente per l'inserimento dei soggetti del reddito di inclusione attiva. Noi abbiamo aperto, come dire, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, abbiamo aperto una collaborazione, abbiamo pubblicato un avviso raccogliendo le adesioni da parte di soggetti grandi e piccoli del terzo settore che potessero sostanzialmente accogliere soprattutto i soggetti più vulnerabili, ma anche, tra virgolette, gli altri, con la collaborazione nostra. Ecco, un embrione, secondo me, della coprogettazione è stato una qualche sperimentazione è stata fatta anche, se vi ricordate, con la legge 68 e la possibilità di affidare direttamente alle cooperative di tipo B alcuni tipi di servizi, anche se dopo l'ANAC è intervenuta cioè praticamente eliminando quella possibilità, perché poi anche se la Regione Veneto si era dotata di una legge ad hoc che dava la possibilità agli enti di affidare direttamente per favorire percorsi di inclusione attiva di soggetti vulnerabili, però io in quella legge lì e in qualche esperimento che abbiamo fatto sui affidamenti diretti, che ovviamente adesso non possiamo più fare, sostanzialmente ho visto un embrione della possibilità di coprogettazione, perché in realtà il soggetto non doveva presentare un'offerta sulla gestione del servizio, ma doveva presentare dei progetti di inclusione lavorativa. Quindi la sfida si giocava su chi presentava il progetto migliore di inclusione, non su chi presentava un costo basso del servizio. Poi naturalmente Erika lo sa bene, come dire, il discorso della collaborazione col soggetto e del partenariato e le vignette che sono state, come dire, proiettate sono veramente suggestive e anche interessanti. Cioè il terzo settore, nella logica della coprogettazione, non solo è un soggetto partner dell'ente pubblico e quindi non è il fornitore del servizio, e il periodo della pandemia ce l'ha insegnato, perché noi abbiamo dovuto tarare praticamente quotidianamente i nostri servizi quando abbiamo avuto degli anziani asintomatici Covid positivi e abbiamo interrogato le nostre cooperative sulla possibilità di erogare servizi di assistenza domiciliare ad anziani che avevano figli in isolamento o senza figli, eccetera, ed essere riusciti ad erogare i servizi in un periodo di pandemia, naturalmente a costi diversi, perché un'ora di assistenza domiciliare, un'ora di assistenza domiciliare ad un soggetto Covid positivo, anche se asintomatico, ti chiede una visione completamente diversa del servizio, da DP da utilizzare al tempo che tu impieghi, che l'operatore impiega per la vestizione e l'eliminazione dei DP, che non può essere naturalmente posta a carico della cooperativa, agli oneri in più che le cooperative si sono dovute accollare e che in qualche caso purtroppo non siamo riusciti come dire, a rimborsare sostanzialmente per i costi maggiori del servizio che sono stati impegnativi durante il periodo di pandemia. E quindi, come dire, è una logica, e questo è l'inizio di un cammino, io lo vedo come l'inizio di un percorso che ci accompagnerà, che ci porterà ad avere i nostri soggetti presenti sul territorio e che ci aiuteranno a leggere meglio, perché la cosa importante è proprio, come ha
detto anche Marta, quello di avere una multidisciplinarità, ma soprattutto una pluralità di visioni di un territorio, di lettura di un territorio, a leggere bene i bisogni, quindi partire dalla coprogrammazione, utilizzando, sono d'accordo con Erika, il piano di zona, ma non solo, il piano di zona, a parte che questo straordinario, tra virgolette, è stato un po' una parensi, iniziare dalla lettura, dalla sana lettura di un territorio, accompagnandolo sostanzialmente soprattutto con la coprogettazione, utilizzando sostanzialmente le logiche che la norma ci richiede, della pubblicità, della trasparenza, della condivisione, ma anche della valutazione del progetto e dell'economicità. Per quanto riguarda l'economicità, il concetto di assunzione di responsabilità da parte del mondo del terzo settore sarà fondamentale, perché quanto più il terzo settore... Daniela, pochi minuti. Sì, scusa, pensavo di essere stata più breve. Quanto più investirà il terzo settore in un progetto, tanto più favorirà anche la coprogettazione. Ecco, abbiamo abbandonato la logica ovviamente del prezzo più basso, Erika lo sa, noi siamo anche negli appalti 70 qualità, 30 prezzo, e questo, devo dire onestamente, ci ha fatto virare un momentino. Scusate, grazie, volevo parlare... No, ma puoi concludere. No, volevo solo dire appunto che l'ultimo pezzo che mi viene in mente era quello un po' dell'accreditamento, di cui non abbiamo parlato tanto, no? Allora, ma non accreditamento, tra virgolette, regionale, un po' di accreditamento a livello comunale. Noi lo abbiamo sperimentato in due settori, nelle comunità per minori e sostanzialmente nelle comunità e nei soggetti che fanno l'accoglienza nella marginalità estrema, per riuscire a dare un ordine e anche una sicurezza agli operatori e sostanzialmente che utilizzano quegli albi in assenza di regole precise. Voi sapete che i minori vengono spesso collocati anche dalle forze dell'ordine, che se non hanno indicazioni vanno dappertutto, e alcune comunità non si riusciva neanche a calmierare la retta perché qualcuno aveva delle rette. Quindi, come dire, il fatto degli albi con delle linee guida ci ha aiutato moltissimo, e devo dire che il terzo settore è stato con noi nella costruzione delle linee guida e nell'albo della marginalità e nell'albo dei minori. Vi ringrazio e, come dire, vi esorto un momentino a condividere queste esperienze, di allargare la condivisione. Erika, parlo con te ma anche con te Maria a livello locale, anche coinvolgendo le conferenze dei sindaci. Io mi faccio parte perché sono appunto presidente di un comitato, per far sì che questi valori siano patrimonio comune di tutte le amministrazioni. Grazie.